velocità, solo pura velocità. Un vincitore, 17 perdenti. I perdenti io me li mangio a colazione. Colazione. Forse avrei dovuto fare colazione, ora mi sentirei meglio. No. Resta concentrato. Velocità. Sono più che veloce, sono più che rapido. Sono una saetta. Particolarmente forte, ma non escluderei del tutto la Red Bull o la Ferrari. Sappiamo che hanno il talento e le risorse per affrontare qualsiasi difficoltà, quindi potrebbero iniziare la stagione lentamente, ma credo che introdurranno novità importanti dall'inizio della prima gara europea. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Formula 1 2015. Quest'oggi vedremo un po' di iniziare la nostra avventura direttamente sulla nostra... Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Formula 1 2015. Oggi vedremo di iniziare una nuova avventura, una stagione del campionato decisamente nuova. Allora, vediamo un po'. Continua stagione del campionato, sì, perché appunto quella precedente l'ho iniziata da poco, non ho fatto appunto niente, siamo alle prove libere. So che nella pagina di Facebook avete visto già le qualifiche effettuate, però erano solo delle prove per vedere un pochettino qualche giro come andava, e alla fine ho deciso di farvi vedere sia le prove libere che le qualifiche che la gara. Magari le prove libere e le qualifiche in maniera un pochettino ridotta, però siccome non c'è più la possibilità di far vedere l'assetto nella fase pre-gara, proprio 5 secondi prima della gara, ho deciso di iniziare questa sessione di prove libere proprio per spiegarvi tutto l'assetto e tutta la pista, come l'affronterò. Intanto vediamo un po'. Le prove libere dureranno 30 minuti, ovviamente il video durerà un po' meno. Le qualifiche saranno complete, la gara sarà 25%, quindi 15 giri più o meno. Il meteo è dinamico, le impostazioni di gara, vediamo un po'. La difficoltà è esperto. Se vedo che è troppo semplice metterò leggenda, però esperto già va bene. Ho controllato, ho fatto un paio di prove. Flashback vanno bene, il parco chiuso va bene, il danno esiste ed è completo. Gli aiuti, so che adesso vi arrabbierete, però l'antibloccaggio l'ho mantenuto, il cosiddetto ABS. La trazione per adesso completa, perché ho avuto qualche problema nel regolarmici, quindi appena passerà un po' di tempo e riprenderò la mano la diminuirò pian pianino. La traiettoria la lascio, anche se ovviamente sacrifica un po' di realismo, però ovviamente la traiettoria mi aiuta molto in partita, e siccome io commento nello stesso istante in cui gioco, ho bisogno di una guida per mantenermi diretto su una determinata traiettoria, quindi vediamo di lasciarla. La traiettoria dinamica è 3D, il cambio è automatico e l'aiuto ai box lo manteniamo, e avviamo la nostra sessione. Sì, ho deciso di mantenere tutti questi aiuti perché il discorso vale anche per le sessioni precedenti, ovviamente. Io Alex, come senti? sì. La radio e i sistemi funzionano. Volevo solo dirti che è un piacere averti a bordo e spero che insieme andremo alla grande. Fammi sapere se ti serve qualcosa. Se è tutto a posto, scendi in pista e facci vedere cosa sai fare. Vi stavo dicendo ragazzi, il problema riguarda anche i vecchi Formula 1. Nei vecchi Formula 1 utilizzavo sempre questo set di aiuti, perché io non riesco a essere molto competitivo mentre commento nello stesso istante in cui gioco, a questo gioco particolarmente. Quindi ho deciso, invece di farvi vedere un gameplay, una giocabilità diciamo molto elevata, preferisco commentare in diretta con qualche aiuto in più, piuttosto che commentare un replay che già conosco. Quindi meglio secondo questi parametri. Comunque oggi siamo a Melbourne, primo Gran Premio del campionato. Non vi ho fatto vedere l'introduzione perché volevo andare direttamente al sodo, ve la farò vedere più avanti. Comunque le prove libere, come potete... Sì, perfetto. Andiamo a dare un'occhiata all'assetto. Spero che adesso la risoluzione sia migliorata, visto che l'ho aumentata leggermente. Le gomme da bagnato sono ideali perché appunto sta diluviando. Quindi vediamo di scegliere un nostro assetto. Allora ragazzi, io ho sudato davvero parecchie ore nei giorni precedenti per trovare un assetto ottimo,
E ho trovato un assetto P da asciutto e un assetto ottimo da bagnato, quindi vediamo di scegliere quello da bagnato. Adesso ve lo espongo e diamo un'occhiata a questo assetto. Quindi vediamo un po'. Visto che Melbourne è una pista davvero molto ricca di curve veloci, ho deciso di aumentare l'angolo dell'ala anteriore e quella posteriore. Avevo però intenzione di diminuirlo un attimino per evitare di sacrificare troppa velocità massima nel rettilineo. Vediamo invece la trasmissione. Ho aumentato leggermente la pressione dell'acceleratore. Questo cosa significa? Che regolando il blocco del differenziale in fase di accelerazione è possibile alterare la differenza di velocità delle gomme bloccando la stessa velocità di rotazione. Cosa significa? Che se si aumenta il blocco in accelerazione, la parte posteriore sarà più attiva, però con maggiori possibilità di sovrasterzo. Invece un differenziale più aperto lo riduce il sovrasterzo. E ovviamente la trazione in uscita di curva si basa principalmente su questo concetto, quindi io ho deciso di metterlo leggermente più alto, ovviamente la pressione dell'acceleratore. Sì, ok. Mentre la regolazione del differenziale, del rilascio, l'ho diciamo mantenuta a livello standard, perché ancora non sono molto pratico con questa sezione tecnica. In pratica quando si incrementa la chiusura di questa valvola può causare sovrasterzo e instabilità nel posteriore, quindi ho deciso di lasciarla come parametro normale, mentre la pressione dell'acceleratore l'ho aumentata leggermente per avere un po' più di trazione. Le sospensioni, la geometria delle sospensioni è molto particolare. La campanatura anteriore e posteriore è molto, è propensa verso valori negativi, proprio perché ho intenzione di avere più stabilità in curva che stabilità in rettilineo, proprio per un problema dovuto alle condizioni meteorologiche e soprattutto un problema tecnico della pista. La convergenza è di qualche grado più verso i valori positivi, perché appunto voglio l'asse della gomma orientato verso l'interno, proprio per avere di solito in Formula 1 le gomme anteriori sono convergenti e quelle posteriori sono divergenti, quindi a sua volta esse conferiscono una grande stabilità, ovviamente a discapito della reazione. A me interessa avere una vettura controllabile durante le condizioni meteorologiche avverse, quindi io intendo rimanere per adesso su questo concetto. Per quanto riguarda le sospensioni, sono per adesso molto rigide in questo circuito. Ho intenzione di stare attento ai cordoli, evitare di beccarli nella maniera più adatta, visto che, ricordate, i cordoli sul bagnato sono i nemici, nell'asciutto sono i nostri amici. Però per quanto riguarda invece la barra della stabilizzazione anteriore e posteriore, ho deciso di tenerla leggermente sotto la norma, perché una rigidità minore può aumentare l'aderenza sul terreno, quindi questo ci fa comodo. E ovviamente la direzione ad alta velocità può essere sacrificata, ma a noi interessa per adesso un po' di stabilità. Per quanto riguarda le gomme, ecco, questo è un grosso problema in questo nuovo Formula 1, perché se si sbaglia, ragazzi, questo valore, la gara possiamo appunto anche gettarla nel cestino. La pressione delle gomme va aumentata solo ed esclusivamente quando la pista è molto fresca. Adesso ci sono 28 gradi, ma quando ce ne sono 39-40 nell'asfalto, ovviamente bisogna tenere la pressione delle gomme molto bassa, perché sentite un po', regola la pressione in base alla pista e alla temperatura ambientale. Una maggiore pressione in un clima più fresco farà riscaldare più velocemente le gomme. Ecco, scusate, ho fatto un attimino di confusione. Quindi se la pressione è maggiore quando il clima è più fresco, ovviamente faremo riscaldare più velocemente le gomme e ci sarà la possibilità quindi di usurarle molto più rapidamente. Quindi questo valore è davvero fondamentale, bisogna tenerlo sott'occhio, ma molto bene. Quindi per adesso io lo lascio intermedio, 18 Pascal. Per quanto riguarda invece la distribuzione del peso, ho deciso di posizionarlo a metà, quindi la zavorra la posizioneremo a metà per evitare quindi squilibri nel telaio. Mentre il carburante per adesso 16 kg vanno più che bene. L'assetto lo mettiamo sul nuovo, ok, bagnato 2, perché questo è un frutto di diverse prove. Alcune impostazioni non le ho capite ancora tanto bene, ho cercato di spiegarvi un po' un sunto, però diciamo che la macchina va abbastanza bene. Allora ragazzi, per quanto riguarda la nostra sessione, possiamo vedere che la posizione richiesta ancora non lo dice, ma sarà il quinto posto. La pioggia sarà ovviamente presente in tutto il weekend di gara, a quanto ho capito, quindi dobbiamo stare molto attenti. Io penso di aspettare ancora un pelino
vediamo un po' quello che succede. 3 minuti li aspettiamo. È molto interessante questo nuovo Formula 1 perché hanno fatto vedere un po' nei prossimi 30 minuti che cosa accadrà, la temperatura dell'aria, della pista, davvero molto più interessante. E davvero questo Formula 1, ragazzi, pensavo che fosse davvero un gioco completamente opposto a quello precedente, ma invece mi ha sorpreso. Tanti gli hanno dato voti negativi, ma a me il fatto che hanno tolto la modalità carriera si pesa, però ho visto che l'hanno migliorato davvero parecchio sotto tante caratteristiche, soprattutto sotto, ecco, il lato della giocabilità. Hanno aggiunto, come potete vedere, anche una radio per comunicare con il nostro ingegnere. Possiamo ovviamente parlare di diversi argomenti, la trazione, il sovrasterzo, la posizione, le condizioni del veicolo. Comunque, ragazzi, vediamo di partire. Io direi di mettere il carburante al massimo, regolare un po' tutto e dirigerci verso il primo giro. Hamilton credo che abbia fatto il primo settore, come ovviamente era immaginabile, però oggi davvero le condizioni atmosferiche qui a Melbourne sono ostili. Dobbiamo cercare di mantenere una velocità costante e non troppo azzardata, quindi attenzione. Eccoci qua alla terza curva. Questa va affrontata in maniera molto delicata perché è possibile perdere il posteriore molto rapidamente. Intanto procediamo. Eccoci qua. Davvero adesso hanno migliorato anche la realisticità del circuito bagnato, perché adesso io mi sento proprio l'autovettura che scappa via nel momento in cui accelero troppo bruscamente o addirittura freno troppo bruscamente. Va bene. Potete vedere, ragazzi, che l'autovettura scappa via, che è un piacere, quindi molta attenzione. Da questa parte possiamo notare il nostro carburante finalmente che diminuisce con una percentuale visibile e molto chiara. Siamo per adesso al 14%. Finalmente abbiamo un'idea chiara di come vanno le cose all'interno del nostro serbatoio senza andare a metterci le mani. Per quanto riguarda invece i danni, finalmente possiamo dare un'occhiata immediata. Ovviamente c'era anche nello scorso Formula 1, però adesso è fatta leggermente meglio, è impostata leggermente meglio. La temperatura delle gomme e dei freni, adesso la temperatura dei freni incide molto più che nel Formula 1 precedente. Vediamo qual è stato il nostro miglior giro qui a Melbourne, oggi il circuito di Albert Park. La nostra velocità massima sarà circa di 280 km/h. Intanto abbiamo completato un... Lo so, però, ragazzi, come potete vedere anche voi, è molto complicato tenere l'autovettura in pista. Non so se riuscite a capirlo voi da casa, però è davvero dura tenerla in queste condizioni, con queste condizioni atmosferiche, perché appunto quando si accelera in maniera molto decisa su questi cordoli si va a perdere davvero molta aderenza. Il differenziale per quanto riguarda la pressione dell'acceleratore l'ho messa all'85% proprio per avere una trazione maggiore in uscita di curva e mi aiuta parecchio, però forse avrei dovuto aumentare ancora di più il valore. Comunque in queste condizioni non ci possiamo lamentare dell'assetto, anche perché avete visto, ragazzi, le scorse qualifiche, mi sono classificato al secondo posto, quindi davvero la pista la conosco abbastanza bene, la macchina è reattiva. Perché ho scelto nuovamente la Williams? Perché, anzi, non c'è bisogno neanche di fare questa domanda, ormai noi apparteniamo a questa scuderia. Attenzione, siamo andati un po' larghi, tanto un sesto posto, sono soddisfatto per adesso, visto che hanno girato anche i migliori. Abbiamo anche Jenson Button qui davanti a noi, se non sbaglio guida una Honda insieme a Fernando Alonso. Mamma mia. Andiamo. Però vi dico, ragazzi, che anche giocando con questi aiuti non è molto semplice tenere l'autovettura in pista. Hanno davvero aumentato la realisticità in maniera decisa. Tanto 33, arriveremo ai 38 lì se non sbaglio. 36, 37 e 38. Bene, abbiamo migliorato ancora di più il nostro tempo. Bene, andiamo, vediamo se riusciamo ad avanzare. Ecco, mi piace di più fare video anche sulle prove libere per spiegarvi un po' tutte le mie teorie. Ecco, per esempio questa curva che abbiamo qua davanti potrebbe essere un ottimo punto di attacco per la gara, potremmo utilizzarla. Ecco, in quella curva lì potevamo, ragazzi, attaccare immediatamente quando ci sarà ovviamente la gara. Questa va affrontata, diciamo, lasciando il piede all'acceleratore e poi cliccandolo nuovamente. Eccoci, in questa è molto invece probabile uscire fuori per quel piccolo dislivello, però nonostante tutto
se si mantiene l'acceleratore costante e senza evitare brusche accelerate, si riesce a mantenere l'autovettura in pista. Mamma mia, in queste condizioni davvero è quasi impossibile tenere la macchina. Intanto Jenson Button, credo che è stata migliorata anche la simulazione della scia di un'autovettura. Potete vedere che quando siamo dietro a una macchina, eccoci qua, avversaria, diciamo che la simulazione della scia è molto più realistica rispetto all'anno precedente. Davvero adesso io quando sono in scia sento la macchina che ottiene un'accelerazione molto particolare e diversa rispetto agli anni scorsi. Non so, attenzione. Ok, mamma mia, in questa curva sono uscito non so quante volte di pista. Ho beccato la ghiaietta azzurra lì. Ho rovinato una macchina. Andiamo. Intanto sto utilizzando la miscela al massimo anche per preparare il motore a grosse accelerate. 32, 33, 34, 35, 36, 37. E abbiamo migliorato. No, purtroppo no, non abbiamo migliorato ancora. E adesso ci concentriamo per fare un bel giro. Dai, le gomme sono in temperatura. Ah, bel giro, niente. Vedete la macchina come esce, ragazzi, appena si accelera un tantino di più. Vediamo un po'. Eccoci. Vai, 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 ripartiamo. Qui in seconda. Scaliamo in terza. Ah, ecco, maledizione. Vediamo un po'. Stavolta l'abbiamo presa bene. Molto bene. Molto bene, 2 decimi recuperati. Maledizione, li abbiamo persi qui. Che caspita. Andiamo. Andiamo. Hanno aggiunto anche una nuova visuale. Perfetto. Non mi pesa, ragazzi, tanto il fatto che non c'è la carriera. Anzi, così forse è diverso, però a me piace. Anche perché davvero è stato realizzato tutto in maniera molto particolare. La giocabilità è aumentata a dismisura. Ehi! La macchina niente, è inguidabile con queste condizioni. Appena si tenta di andare un pelino più veloci si esce fuori pista. O si rimane con la testa bassa, seguendo le regole di circuito, piano piano, oppure si esce fuori, no? Non c'è discussione. Guardate un po', guardate come se ne va via. Tanto abbiamo recuperato. Guardate che pozzanghera che c'era lì. Mamma mia, potrebbero metterglielo per un po' di cemento lì nella pista per rialzare il terreno. Vai, 32, 33, 34, 35, forse arriviamo ai 38. Dai. E neanche stavolta siamo riusciti a migliorare il nostro tempo, ragazzi. Stavolta abbiamo tagliato la curva però. Aia. E niente, andiamo un attimino ai box perché abbiamo un po' dato un'occhiata alla pista. Bene, vediamo un po' che cosa è successo. Allora, siamo terzi. Con queste condizioni sono soddisfatto di aver ottenuto questa posizione. Adesso voglio solo fare un'altra prova, ragazzi, qui in pista. Scegliamo nuovamente l'assetto. Voglio provare un attimino l'assetto. Sì, voglio solo fare una piccola prova. Voglio usare l'assetto da bagnato che avevo scelto in precedenza, il primo assetto da bagnato, e tentare con questo assettino. Proviamo. Giro veloce, faccio solo 2 giri per vedere un po' la macchina come riesce a rapportarsi con l'asfalto e con le curve. Tanto abbiamo fatto di nuovo in pieno. Ecco. Vediamo un po', ragazzi. Andiamo in avanti. Sicuramente ci saranno anche meno scatti, perché ho diminuito il... È appena sceso a 15 kg, restano 15 kg di carburante. E si procede, ragazzi, siamo nuovamente qui all'ingresso del primo settore, 1.38.08 come miglior giro. Abbiamo ovviamente girato anche meglio del nostro compagno di scuderia. Intanto proviamo a girare da questa parte. Dai. Vediamo quello che riusciamo a fare. Mamma mia come piove oggi. Mamma mia. Andiamo. Bene, stavolta l'abbiamo affrontata bene. Questa è una curva maledetta, non so mai come affrontarla, perdo sempre aderenza. Eccoci qua. Benissimo, bene, stavolta un po' lunghi però, abbiamo rischiato tanto. Abbiamo girato un decimo più lentamente, però non importa, adesso vedremo un po' di recuperare. Avanti. Molto bene. 51. Vediamo se riusciamo ad arrivare a 58, ma non credo. Hamilton è riuscito a fare davvero un tempo mozzafiato. Troppo lungo.
Siamo riusciti a tenere la macchina nonostante tutto in pista. Vai! Qua abbiamo di nuovo Jenson Button con la Honda. Forza. Benissimo. Perfetto. Allora vediamo. Ecco, qua dobbiamo stare anche molto attenti a dosare l'acceleratore e non finire sul cordolo. 32 purtroppo non ce la facciamo. Siamo in ritardo di circa 3 decimi di secondo, se non sbaglio. Ecco, infatti. Anzi no, di appena un decimo, neanche un decimo. Proviamo a fare l'ultimo giro, ragazzi. Molto bene. Stavolta la curva affrontata in maniera perfetta, come dovrebbe essere affrontata. Abbiamo Jenson Button davanti a noi. Prendiamo la scia di Jenson Button. Ci lanciamo in questo attacco diretto. Troppo sul cordolo. Neanche questo assetto è tanto male, Purtroppo la mia scheda video, ragazzi, non riesce a reggere ormai tanto bene. Sta fumando la scheda video là dentro. Meno 2 decimi stavolta. Giro pulitissimo. Mi dispiace di non offrirvi il gioco alle massime condizioni tecniche video, però purtroppo la scheda ormai ha 5 anni. All'epoca quando è uscita teneva qualsiasi cosa, adesso un po' va a perdere, ma per adesso non la posso cambiare, magari più avanti. Ho tagliato, maledizione. Ero 27 millesimi proprio in su, però avrei recuperato parecchio. L'acquazzone durerà ancora per 10 minuti, poi diventerà pioggia leggera. Ho capito. Però ragazzi, a parte quel taglio curvo, ho fatto un giro davvero spettacolare, Adesso un po' ho bloccato le gomme, però 1.32 stavolta. Vediamo un po'. 35, 36. Eccoci. E infatti ragazzi, 1.37 avrei girato meglio di Lewis Hamilton. Quindi ragazzi, secondo me questo assetto, diminuiamo solo la pressione, perché se no le gomme davvero le possiamo buttare nel cestino, e ci lanciamo. Abbiamo fatto oggi 7 giri, abbiamo giocato per tutte le prove libere. Mi piace più o meno fare così, perché così vi spiego un pochettino tutta la mia strategia. Mi dispiace ogni tanto per questi piccoli scattini, però ho messo tutto su medio, adesso vi faccio vedere. Però non posso fare altrimenti, perché sennò davvero poi ne risente troppo la qualità video. Comunque basta così, torniamo al garage. Vediamo un po'. Eccoci qua, terza posizione. Abbiamo fatto tutto come dovevamo. Vediamo un po' le impostazioni video, ve le faccio vedere. Va bene, qua sì. No? Assetto avanzato. Ecco qua, potete vedere che è tutto messo su medio, qualcosa su basso, e ovviamente non posso abbassare più di tanto, perché sennò poi davvero non si capisce più nulla. Però la cosa che dovevo fare, importantissima, è diminuire la pressione degli pneumatici per evitare problematiche più avanti. Quindi andiamo nel nostro assetto, andiamo nella sezione della pressione e la mettiamo normale, così evitiamo problemi. Salva. Lo chiamiamo bagnato con pressione di... Sì, ovviamente diventano più veloci perché sta smettendo di piovere, le persone mettono le intermedie e riescono ad avere più prestazioni. Però per adesso ragazzi credo che possa andare. Vediamo se possiamo andare nella infosessione e procedere con il nostro tempo. 3 minuti alla fine, siamo in terza posizione. Ormai vediamo chi c'è. Ecco, possiamo anche dare un'occhiata ai piloti che ci sono in pista per adesso. Abbiamo Sebastian Vettel che ha fatto il terzo punto più veloce della pista. Eccolo qua, guardate come affronta la pista Vettel. Guardate un po' qua, lascia l'acceleratore, fa scorrere la macchina e poi accelera. Ecco qua, appunto, tiene l'acceleratore a metà. Qua lo butta tutto giù. Vedete un po' come affronta il primo settore. Però a noi interessa la nostra prestazione, quindi andiamo in avanti. Vediamo un po' dove si trova il nostro compagno, al quinto posto. Va bene. Perez. Chi è ultimo? Ericsson non ha girato, Maldonado, Mary, Stevens, Raikkonen. Ah, Raikkonen con la Ferrari non è riuscito a far nulla. 1.41, avrà avuto qualche problema. Hamilton registra il miglior tempo nelle prove libere di oggi.
Il pilota inglese sarà senz'altro entusiasta delle prestazioni della sua monoposto. Molto bene, allora vediamo adesso ragazzi di andare avanti per quanto riguarda la sezione qualifiche e vediamo quello che accadrà.